Eccoci qua, Piani del Re. Da dietro il Monviso coperto e là in fondo le sorgenti del Po. Bello. Eccoci qua, buongiorno, 90° giorno, mamma mia, 90 come la paura. E oggi andiamo su al Quintino Sella a vedere sto rifugio storico dove è nato l'alpinismo, bla 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 bla. Così passo sotto al Monviso e sono a posto. E dopo arrivo fino a 2730 e scendendo a un bivacco a 2007 e devo valutare perché qua è già freschetto 2000 e in caso tirerò dritto e vado giù. Adesso in 3 ore devo arrivare al Quintino Sella, là c'è il rifugio dove ho dormito stanotte, tac, rifugi Piani del Re, e così, una bomba, un po' di gente. Infatti mi hanno detto che è molto overturismata la zona del Monviso. E comunque 10 euro il parcheggio per parcheggiare qua su. Bello bello bello. Ieri con Ciappano slavasson di quelli devastanti, ancora gli scarponi un po' umidini, un po' stonfi in certi punti, però adesso è quasi asciugato tutto. La cosa peggio erano i guanti, ma quelli girando gli usciva acqua, dio buono, che non sono più impermeabili. Bello bello, adesso andiamo a salutare la sorgente del Po e poi iniziamo la salita verso il Quintino Sella, che sono 600-700 di dislivello per arrivare al 2006. Così vediamo sto rifugio e poi mi sa che sono abbastanza a posto, che posso defluire su asfalto e andare a 20 miglia, che ieri ho guardato sono 80 km di asfalto dal mi ricordo il nome del paese che esce da sopra Cuneo, dove c'è la statale che poi mi porta sulla strada che ho scelto di fare, che va un po' in Francia, in Costa Azzurra, e poi mi fa risbucare dritto a 20 miglia. Fighissimo. Ci mettono brutto anche oggi. Buono, mi faccio una pausetta qui e poi si parte a tutta velocità. Che bello. Piani del Re. Zan 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 zan. Lì c'è il caso villaggio, l'Info Point, quella costruzione marron con i ruderi davanti, dove diceva un sacco di cose interessanti, tipo il traforo che c'era dietro, il primo traforo delle Alpi fatto nel 1600. Bomba. Bene, adesso salutiamo le sorgenti che ho anche assaggiate ieri. Ho assaggiato il Po, se vuole il coraio puoi berlo più avanti, ma io l'ho bevuto alla foce, alla sorgente, la foce dove sfocia. Bello bello bello, qui nasce il Po, che poi è un po' convenzionale perché viene giù da vari punti, però bello bello bello, siamo riusciti ad arrivare, altro obiettivo raggiunto. Qui nasce il Po, qui nasce il Po. Bellissimo. Bene, ne lasciarlo un attimo e poi inizio la salita per il rifugio Quintino Sella, dove è nato l'alpinismo. Lago Fiorenza. Monviso, Viso spezzato, tac, Visetto, come cavolo si chiama la cima in fianco, un 3003, bomba, spettacolo. Qua torniamo indietro, boom, Viso spezzato, Monviso, Visetto, lago, wow, gnau, spettacolo.
po' di morene. Boom baby, buon viso. E là dietro c'è il colle, sono quasi arrivato. Spettacolo, che figata, morene morenissime, e via. Ecco lì il rifugio Quintino Sella, sede centrale del CAI. Fa un sacco ridere. Avvolto nella nebbia. Qua c'è la nebbiolina. E vabbè, meglio nebbia che pioggia, dai. Adesso riparto verso l'altro colle, che devo fare 100 di dislivello, con calma, poi è tutta discesa. E decido se fermarmi a dormire al bivacco, che fa freschetto di buono, ma valuto una volta che sono là. Comunque, come immaginavo, come mi avevano detto dell'overturismo qua sul Monviso, tanta gente di merda, Dio buono. Allora racconto la storia perché l'avevo già capito subito. Stavo partendo stamattina, mi sono fermato alle sorgenti del Po a fumare e poi sono andato in su. Guardando da 2 tornanti che avevo fatto, c'era sto gruppo di 30 persone, dai, sì, tutti belli in fila, dai, 25, con lo stronzo davanti che comandava. E ho già capito, ho detto meglio che vado veloce, che qua sentivo già Baccano da sotto, gruppo vacanze praticamente. Aspetta un attimo. Ok, sembrava proprio il gruppo vacanze, casinisti, casino. E quindi sono stato a seminarli, sono salito per la mia salita tranquillo, sono salito senza correre, superato gente senza zaino, grandi soddisfazioni, e sono arrivato alla Colle del Viso. Lì mi sono messo le ciabatte, comodo, e ho fatto pausetta, poi sono andato in ciabatte fino al rifugio perché ho malissimo ai piedi, non ho messo i cerotti oggi. Io ho il mignolino che fa un sacco male, quindi risparmio un cerotto visto che ho poca strada. E una volta che sono ripartito dal colle ho visto il gruppo vacanze che stava arrivando. Arrivo nel rifugio, immaginando il casino, ho detto boh, mangio un panino veloce e una birra e vado via. Stavo mangiando il mio panino, finisco il panino, bevo la birra, mi fumo la cicca e questi arrivano. Si mettono lì, casino, vabbè, quello passi. Poi arriva una signora, si mette lì davanti al mio tavolo. Chi se ne frega, però almeno chiedimi, no? Non dico che il tavolo è mio, però per educazione si dovrebbe chiedere se posso sedermi e fare. Boh, fa tutte le sue robe, mette le robe sul tavolo, io continuo a farmi la mia sigaretta con tanta gente intorno, e poi avevo appoggiato lo zaino vicino all'entrata del rifugio letto, sì, rifugio dove si dorme. E praticamente mi alzo un attimo ancora con 2 dita di birra, mi alzo con la cicca in mano e no, l'avevo spenta la cicca. Mi alzo e vado a spostare lo zaino e una signora mi fa: è finita la solitudine, eh? E volevo mandarla a cagare, Dio buono. Devo dirgli: no, siete voi che siete persone di merda. Fatto sta che ritorno al tavolo per finirmi la birra e c'era già gente seduta, cioè praticamente hanno preso possesso del mio tavolo. Boh, mi vado a spostare il tavolo e alla fine siete i discorsi e lamentele sul brutto tempo e qua e là, speriamo che la nebbia e fa freddo, e una parlava del mare, volevo dirgli: ma Dio cane, vai al mare, no? Invece di venire in montagna a lamentarti, porco Dio. Ah, che gentaglia, oh. Ma si sapeva, cazzo, il rifugio, uno dei rifugi più storici, in teoria il primo, se non mi ricordo male. Fanculo. E poi il rifugio carissimo, come immaginavo. Panino 6 euro, birra 7 euro. Panino discutibile, ma vabbè, solo col salame. Ma io dico, ma cazzo, un cazzo di panino me lo farai buono? Metterai roba dentro, no? 3 fette di salame e solo pane, vabbè. E il caffè è 1,70, quindi ero curioso di chiedergli la notte, ma secondo me arrivano 100 euro, come niente, visto tutti gli stronzi che ci vengono.
Ah, così, fatto lo sfogo di sta gentaglia di merda. Brutta gente. E poi sì, la scena che erano lì tutte con le tessere CAI, perché loro sono CAI, quindi devono far vedere che sono CAI, perché pretendono lo sconto, eccetera. E praticamente sono andati tutti pian piano nelle camere, hanno mangiato lì davanti anche altra gente, tutti, perché c'è il cartello picnic e tutti mangiano al tavolo del rifugio, mi sembra giusto. Ah, che gentaglia. Viso vignette, siamo al bivio, qua c'è un altro lago, io ho fatto scorta di acqua, non ho controllato la camelback, ma vabbè, mi arrangerò, tanto ho 1 litro per cucinare. E allora erano preoccupati perché erano rimasti in pochi con tutte le tessere CAI da lasciare sul tavolo. Ma sai cos'è? Ma che cazzo me le tocca quelle tessere di merda? Ma Dio buono! Ma io non so. Che poi cosa serve? Solo per gli sconti? O per avere l'elicottero gratis? Passo di Ciaffredo. Sì, e di là si va per il Monviso. Quindi sì, gentaglia proprio di merda di Urbano. E la nebbia ce la teniamo fin stasera, Ma vattelo pigliante il culo di Urbano. Speriamo che rimanga nebbia e mi rimanga aperto a me, cazzo, così se la fottono di Urbano. Poi si fanno 3 giorni a rifugio. Vabbè, gente di merda, da un po' che non la trovavo. Ho visto la densità di stronzi che vengono qua al Monviso, ci sta. Monviso. Bello, bello. Stamattina era spettacolare. Bene, continuo la mia passeggiata e tra poco mi spoglio perché fa caldo. E vediamo. Bene, andiamo a 2750. Yuhu! Bomba. Si vola. Posti inquietanti. Queste lapidi. Inquietanti, Dio buono. Ma subito. Andiamo a vedere. Madonna, che inquietudine. Cos'è la roccia Punta Valley? Boh, la gente non sta bene. Ma tutta la gente che è passata. Dio, guarda che roba. Dovrebbe da tirarli giù tutti. Stronza. Continuano anche là. Ma guarda te che robe. La valle delle rocce a punta. Questa è gigantesca. Ma guarda qua quante ce n'è. Cimitero qua. Mancano solo i nomi. Ma guarda che robe. Quando non sarebbe da lasciare neanche il passaggio del nostro passaggio in montagna, neanche il segno del nostro passaggio. Questo è l'esempio. Inquietante, Dio buono, inquietante. La gente non sta bene. E anch'io in realtà, però almeno lo esprimo in altri modi, non creando cimiteri. Ma va. Inquietante.
loro. Un cucciolotto, una starbecchina che avrà 3 anni, 4. Oh, che bello! Che fighi! Stambecchini. Ce n'è altri? No. Oh, cucciolo! Dove vai? Che bomba! Un bivacchino con 5 ragazzi dentro. Da che dormono, distrutti. Lo stambecchino, bellino. Guardate il cucciolato, eccolo, eccolo. Oh, cucciolato. Brutto. Tac. Figata.